Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati con l'appuntamento live di friulitv.net con le notizie dal Friuli, Venezia, Giulia, le ultimissime in questo caso. Apriamo subito con una tragica notizia perché un cinquantenne è stato investito nel primo pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Udine-Palmanova-Cervignano nei pressi della stazione di Risano. Pesanti rallentamenti lungo la tratta che in quel punto è a binario unico. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la Polfer per ricostruire l'accaduto e i vigili del fuoco per il recupero della salma. È stato attivato il servizio sostitutivo con i bus tra Trieste Centrale e Tarvisio Boscoverde. Incidenti stradali. La prima partenza del comando di Pordenone è intervenuta nel pomeriggio a Budoia per un sinistro tra un'automobile e una moto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale sanitario ha soccorso le persone coinvolte. Per uno di essi è stato necessario, si tratta del motociclista, l'intervento dell'eliambulanza. L'uomo è stato caricato a bordo e trasferito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri. Ha chiesto il Green Pass a una coppia di passeggeri all'aeroporto di Ronchi dei Legionari in procinto di imbarcarsi su un volo diretto per Londra, ma è stata offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra. È accaduto nella giornata di ieri a una lavoratrice dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Lo denuncia in una nota la Fit CISL del Friuli Venezia Giulia. Guardia di Finanza di Trieste e DIA hanno arrestato 9 persone per estorsione aggravata dal metodo mafioso in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto. Gli arrestati devono rispondere a vario titolo di diversi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, come detto, per aver costretto con reiterate condotte intimidatorie numerosi commercianti ambulanti Friul Veneto Giuliani e Veneti a non esercitare la propria attività imprenditoriale al fine di impedire il regolare svolgimento di una nota manifestazione fieristica che si svolgeva a Bibione. Durante l'operazione di polizia giudiziaria sono state sequestrate armi con matricola a brasa, armi bianche e denaro contante, quest'ultimo con l'ausilio delle unità cinofile addestrate al rinvenimento di denaro contante. Cambiamo argomento, vediamo un po' i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Sul totale di 8.868 test e tamponi sono state riscontrate 135 positività, pari all'1,52%. Nel dettaglio, su 5.217 tamponi molecolari sono stati rilevati 123 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,36%. Sono inoltre 3.651 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi, pari allo 0,33%. Non si registrano decessi. Anzi, oggi, si registra i decessi di un uomo di 93 anni ricoverato a Trieste e di una donna di 63 ricoverata a Udine. Restano 9 le persone in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 47. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, informa la Regione, è stata rilevata la positività di un infermiere pediatrico al Burlo Garofolo e di un infermiere all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Si registrano inoltre 2 contagi tra gli operatori della residenza per persone non autosufficienti a San Daniele del Friuli, mentre non si segnalano casi tra gli ospiti di case di riposo e strutture residenziali. Un caso di positività invece riguarda infine una persona al rientro dal Bangladesh. Non ci sono intanto novità per quanto riguarda la donna dispersa a Barcis, tuttora in corso, e ne abbiamo già dato più volte notizia nel corso della giornata, da parte dei soccorsi che stanno battendo la zona per rintracciare la donna. Ripetiamo, al momento di andare in onda non ci sono ancora novità da quelle zone. È tutto per quanto riguarda questa edizione Flash, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti.
Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.